Benvenuti in diretta su skritalia.com, il canale di informazione che abbiamo riattivato tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 12:15. 15 minuti di novità, notizie, spunti, approfondimenti sul mondo del lavoro. 15 minuti per fare il punto sulle cose che stanno cambiando. La puntata di oggi è articolata in due sezioni: le novità dell'ultima ora e poi spazio a domande e risposte dal nostro portale espertolavoro.com. Ma cominciamo con l'ultima ora. La prima notizia di oggi non può non essere di natura strettamente politica, in quanto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un Consiglio dei Ministri straordinario questa mattina, ha preannunciato alla propria squadra di governo le proprie dimissioni, che andrà a rassegnare nella giornata di oggi nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A questo punto sono tre gli scenari possibili per il prossimo immediato futuro, vale a dire l'ipotesi di un nuovo governo Conte-Ter, un governo altrimenti di unità nazionale, di larghe intese per fare le cose di più stringente necessità e arrivare così alla fine della legislatura, o infine nuove elezioni. Staremo a vedere cosa succederà e quale sarà la direzione che verrà presa, soprattutto con un occhio di riguardo per quei provvedimenti legislativi come ad esempio il decreto Ristori 5 o eventuali futuri scostamenti di bilancio che dovranno essere necessariamente approvati per diciamo così supportare le misure necessarie al mondo del lavoro in questo particolare momento di pandemia Covid-19. Ci sono vibranti polemiche, purtroppo anche in riferimento alla cassa integrazione guadagni, in quanto pensate che al 30 di novembre dello scorso anno risultano quasi 200.000 domande di cassa integrazione ancora inevase e circa 1.200.000 lavoratori che non hanno ancora percepito l'integrazione salariale. C'è molta polemica su questi dati riportati da un quotidiano nazionale in un articolo dell'altro giorno. L'INPS risponde dicendo che sono dati falsati perché da un punto di vista tecnico la domanda di cassa integrazione non si reputa evasa fino a quando non c'è il pagamento dell'indennità tramite modello SR41, quindi a detta dell'istituto molte domande non sono state evase perché manca ancora l'invio da parte del datore di lavoro del modello SR41 con cui poi fare il pagamento del trattamento dell'ammortizzatore sociale a favore del lavoratore. Quindi come al solito rimbalzo di responsabilità piuttosto che una diversa analisi dei numeri messi in campo. Certo è che la cassa integrazione, soprattutto i tempi rapidi che erano stati auspicati, non stanno trovando, diciamo così, una concreta, pratica ed efficace attuazione. Proprio anche in riferimento a questo è preannunciato, speriamo che possa andare in porto, un riesame del meccanismo appunto proprio del modello SR41 e a seguito appunto di una sollecitazione esplicita da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro è allo studio appunto la sostituzione in toto del modello SR41 con una procedura più veloce che consenta tramite flusso Uniemens di recuperare i dati necessari per consentire il pagamento della cassa ai lavoratori qualora la modalità adottata sia quella del pagamento diretto. Si parla di maggio del 2021 addirittura come appunto entrata in vigore di questa misura che dovrebbe agevolare la gestione dei flussi relativi alla cassa integrazione. Anche qui vedremo come andrà a finire. Certo è che quello della cassa è un apparato ancora troppo
pesante e necessita senza ombra di dubbio di una modifica, di una riforma che consenta anche a livello normativo una gestione più elastica e più veloce di questo strumento. Vi segnaliamo un interpello dell'Agenzia delle Entrate recente, è il numero 3 del 5 gennaio 2021, relativo alla tematica del pagamento di contribuzione volontaria da parte del datore di lavoro ai lavoratori. Come sappiamo è un tema di attualità e lo sarà anche nei prossimi mesi, perché molti piani di ristrutturazione all'interno delle aziende passeranno proprio per l'agevolazione e lo scivolo pensionistico di quei lavoratori prossimi all'uscita. Molto spesso all'interno di queste operazioni si negozia appunto da parte dell'azienda un sostegno in termini di accompagnamento appunto alla maturazione dei requisiti pensionistici, talvolta anche appunto tramite riconoscimento di contribuzione volontaria che il datore di lavoro garantisce al lavoratore per dare copertura a eventuali appunto buchi contributivi ai fini del raggiungimento dei requisiti. Bene, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che tali importi, qualora corrisposti direttamente dal datore di lavoro al lavoratore in busta paga, attenzione, rientrano e costituiscono reddito di lavoro dipendente. Come sappiamo, questi contributi devono essere poi versati individualmente e singolarmente direttamente dal lavoratore titolare della posizione pensionistica all'INPS di tasca propria in ogni caso. Anche però qualora siano questi importi finanziati dal datore di lavoro, attenzione che rientrano nel concetto di appunto reddito lavoro dipendente e non possono essere ricondotti ad esempio a piani di welfare aziendale, dice l'agenzia, ciò in quanto per prima cosa dovrebbero essere strumenti previsti per la generalità dei lavoratori e non individualmente in riferimento solo a taluni casi isolati. E in secondo luogo tali oneri per rientrare nel concetto di welfare dovrebbero essere pagati direttamente dal datore di lavoro all'INPS, cosa che non è possibile perché solo il lavoratore può poi versare la propria contribuzione volontaria all'istituto. E, dice l'agenzia, non possono neanche essere tali importi, in questo caso di natura contributiva, essere oggetto di rimborso da parte del datore di lavoro. Quindi attenzione se nei nostri piani di ristrutturazione utilizziamo questi strumenti alla gestione di questi importi. Prospetto disabili, vi ricordiamo la scadenza ormai imminente fissata al 1 febbraio 2021 per effetto del calendario, la scadenza tecnicamente sarebbe al 31 gennaio 2021, ma quest'anno cade di domenica, quindi slitta a lunedì 1 febbraio la scadenza per l'invio del prospetto disabili. Quest'anno c'è qualche novità in riferimento appunto alla sospensione dell'obbligo di assunzione a causa Covid di personale disabile a copertura della quota di riserva. Non viene meno però l'obbligo per i datori di lavoro di inviare il prospetto qualora abbiano avuto delle variazioni rispetto all'anno precedente, pertanto è un obbligo che resta e vi ricordiamo che è un obbligo anche sanzionato in caso di inadempimento con 635,11 € di sanzione amministrativa fissa più ulteriori 30,76 € al giorno per giornata di ulteriore ritardo nell'invio del prospetto. Proprio di questo parleremo con me in un webinar in programma nella giornata di mercoledì, quindi domani, dalle 15 alle 16 faremo il punto appunto su quelle che sono le novità di quest'anno in riferimento alla gestione del collocamento obbligatorio e andremo anche a riepilogare quella che è la disciplina generale in materia di assunzione di disabili, categorie protette, esclusioni, esoneri e stipulazioni di convenzioni
con le province e i centri per l'impiego ai fini dell'assolvimento dell'obbligo. Quindi un webinar sicuramente di natura tecnica ma anche di estrema attualità visto la prossima scadenza degli adempimenti. Oggi pomeriggio invece, sempre dalle 15 alle 16, con Elisa Pavanello e Carla Ghitti ci sarà un webinar dedicato al tema dei vaccini, dei tamponi, dei test e a quelli che sono gli obblighi per il datore di lavoro e il lavoratore. Infine, sempre nella rassegna dei webinar, chiuderemo giovedì 28 gennaio di questa settimana con Gianluca Spolverato e Barbara Peressoni con appunto un webinar nell'ambito della nostra campagna React ITA 2021 dedicato al commento e all'analisi dei risultati dei primi assessment che abbiamo appunto effettuato con tutte le aziende. Sono state numerosissime che hanno aderito alla nostra campagna. I dati sono molto interessanti e pongono molte riflessioni. Di tutto questo parleremo giovedì e siete tutti invitati a questo webinar. Il riferimento invece è al webinar di oggi pomeriggio, in particolare parleremo di quelli che sono gli obblighi per il datore di lavoro in materia di sicurezza e daremo risposta a tutta una serie di quesiti e tematiche di estrema attualità in riferimento a questa materia, quella dell'obbligatorietà o meno dei vaccini in capo appunto ai lavoratori da parte dei datori di lavoro e soprattutto quelle che possono essere le conseguenze anche dal punto di vista disciplinare in capo ai lavoratori e al datore di lavoro in caso di mancate vaccinazioni. Vi rimandiamo pertanto al webinar di oggi alle ore 15. Passiamo ora alla sezione delle domande e delle risposte. Le domande di oggi sono 4. Leggiamo la prima: esonero contributivo per non aver utilizzato la cassa integrazione guadagni. Le 8 settimane di esonero previste dalla legge di bilancio 2021, quelle ulteriori rispetto a quelle del decreto agosto, sono la misura massima di esonero o il periodo temporale massimo all'interno del quale non si può richiedere la cassa integrazione? La risposta è che le 8 settimane rappresentano l'arco temporale massimo entro cui il datore di lavoro può utilizzare l'esonero contributivo e, come sappiamo, durante il periodo di utilizzo dell'esonero non può essere fatto ricorso alla cassa Covid. La seconda domanda: per i soggetti fragili da inserire preferibilmente in smart working, valgono le regole precedenti? La risposta è sì, se la prestazione del lavoratore fragile può essere eseguita in modalità di smart working è necessario attivare tale strumento del lavoro agile, diversamente il lavoratore fragile potrà essere invece, in presenza di idoneo certificato che ne attesti le condizioni di salute, essere esonerato dalla prestazione ma con pagamento dell'indennità di malattia con le indennità economiche equiparate al trattamento previsto dal ricovero ospedaliero. Terza domanda: un'azienda che abbia usufruito di tutte le settimane di cassa integrazione guadagni previsti dai vari decreti che si sono succeduti in epoca Covid e che abbia scoperto il solo periodo dal 28 al 31 dicembre 2020, cosa può fare e come può eventualmente coprirlo? Allora, se alla data del 27 dicembre 2020 sono terminate le settimane di cassa integrazione disponibili, al momento non c'è nessuna copertura a titolo di ammortizzatore sociale. Come sappiamo, le nuove settimane di cassa integrazione introdotte dalla legge di bilancio decorrono dal 1 gennaio 2021. Il riferimento quindi a quella coda d'anno costituita dai giorni dal 28 dicembre al 31 dell'anno scorso, eventualmente sarà possibile gestire tali giornate, ad esempio con ferie permessi. Infine la quarta ed ultima domanda: un dipendente viene licenziato per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto di licenziamento. Il lavoratore avrà comunque diritto alla NASPI, l'INPS potrà rivalersi sull'azienda o l'INPS potrà rivalersi sull'azienda solo se il licenziamento verrà impugnato dal lavoratore. La risposta in questo caso è che al lavoratore spetterà in ogni caso la NASPI,
così come è stato chiarito anche dall'INPS nel messaggio 2261 del 1° giugno dell'anno precedente, e non ci sono pertanto, in riferimento a tale oggetto, pregiudizi in capo all'azienda. Con questo abbiamo finito, siamo arrivati alla fine, vi salutiamo e ci vediamo domani, sempre qui in diretta alle 12 su shritalia.com. Un saluto e una buona giornata.